Siamo qui col sindaco di Colonia, Roberto Bet, al quale voglio chiedere di parlarci del paese, qui, di raccontarci un po' la storia del paese. Beh, innanzitutto il paese Codogné, di cui mi onoro di essere sindaco, deriva il suo nome dalla mela cotogna, quindi abbiamo un bellissimo esemplare e la sua storia, e la storia di Codogné è molto legata al territorio, alla ruralità, alla produzione agricola. Questo è un territorio che storicamente è sempre stato abitato. Noi abbiamo reperti romani che testimoniano la presenza dal primo secolo d.C. Su questo territorio, proprio perché questo territorio è ricco di risorgive, è un territorio molto fertile che appunto favorisce gli insediamenti rurali. Tuttora la nostra economia per gran parte si basa sull'agricoltura, noi qui siamo uno dei paesi insieme a tutti quelli del Coneglianese, dell'area di Valdobbiadene, dove si produce il buon prosecco e dove le nostre campagne adesso sono riempite da questo bel frutto che è l'uva, che permette appunto di produrre un buonissimo prosecco. È un territorio che dà anche molta ospitalità, noi abbiamo molti agriturismi, bed and breakfast, ristoranti e la cultura del buon mangiare, del buon bere credo che sia molto viva tra di noi. È un territorio che tutto sommato però ha avuto anche e ha vissuto anche molte difficoltà. La nostra storia ci insegna che questo è un territorio di passaggio dove ci sono state le invasioni dei barbari, ci sono state fino all'ultima invasione dei francesi, però abbiamo vissuto anche un periodo di tranquillità durante la Repubblica Veneta e in questo periodo qui era una zona di caccia dove si costruivano le ville dei nobili veneziani per andare a caccia e per vivere diciamo in mezzo alla natura. Abbiamo la bellissima Villa Toderini, la Villa Travaini, la Villa Rosa a Roverbasso, Villa Pauletti a Cimetta. Poi abbiamo una serie di edifici di natura religiosa che sono le chiese, in ogni frazione ha una bellissima chiesa con dei dipinti anche di un certo rilievo e di una certa importanza, a testimoniare anche una cultura religiosa. Qui da noi i valori cristiani sono molto radicati. Siamo una comunità che tiene molto a difendere i propri valori e la propria tradizione. Qui da noi si usa ancora in famiglia a parlare in dialetto, la lingua veneta, ci sono come dire, dei comportamenti che vengono tramandati di padre in figlio e questi fanno sì che anche le difficoltà del giorno d'oggi, la crisi economica che purtroppo ci ha colpito e ci sta colpendo in maniera drammatica. Io da amministratore ne sono, diciamo, il primo testimone perché qui da me vengono a trovarmi ragazzi giovani, operai disoccupati, famiglie che sono in difficoltà economiche, ma anche imprenditori che hanno la difficoltà in questo momento di mandare avanti la loro impresa. Tuttavia abbiamo però persone che sono profondamente legate al loro territorio, alla loro tradizione e quindi i valori cristiani, i valori del rispetto della persona, il valore del risparmio, il valore del lavoro, ecco, qui abbiamo una cultura del lavoro che è ancora molto radicata, del sacrificio. Eh, Ci dedichiamo a quello che stiamo facendo con grande passione e cerchiamo sempre di farlo al meglio. Ecco, io credo che con questi valori e con questi principi si possa affrontare e superare anche la crisi economica che ci sta purtroppo mettendo oggi in difficoltà. Abbiamo passato negli ultimi secoli tantissime crisi e credo che la forza di volontà e il nostro essere veneti, il nostro cuore veneto, credo che possa pulsare ancora e darci ancora energia per affrontare le nuove sfide del futuro. Bene, grazie signor sindaco e alla prossima.